Ciao, sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Via i lavori di restauro e risanamento della copertura e della facciata di Palazzo Sant'Antonio ad Arenzano, storica sede della Biblioteca Civica Comunale Giuseppe Mazzini. L'intervento, dal valore complessivo di 520.000 euro, tutela e valorizza uno degli edifici pubblici più significativi del centro cittadino. Ammonta a 2,3 milioni di euro l'investimento fatto dal 2023 ad oggi per l'edilizia residenziale pubblica a Ventimiglia. Con queste risorse sono stati acquistati 28 nuovi alloggi in tutto il territorio, 20 sono già stati assegnati, 3 sono in corso di assegnazione, 4 in fase di piccole ristrutturazioni e 1 è stato dedicato al co-housing per persone over 60 rimaste sole. Via libera dall'Assemblea Nazionale Francese alla convenzione con l'Italia per la linea ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia. Questo consentirà una ripartizione più equa dei costi del tratto d'Oltralpe della linea, garantendo anche la funzionalità e il miglioramento della stessa. Proseguono a ritmo serrato i lavori per il nuovo ospedale Felettino della Spezia, un'opera attesa da decenni e destinata a migliorare in modo significativo le prestazioni sanitarie per i cittadini. Confermata la consegna dell'infrastruttura a inizio 2028, con la piena operatività nell'estate successiva. Presentata a Roma la sesta edizione del Gran Premio Val Fontanabuona, competizione di ciclocross di livello internazionale che il prossimo 20 dicembre a Calvari andrà a concludere il palinsesto annuale di appuntamenti delle due ruote in Liguria, portando nella nostra regione i migliori atleti d'Europa. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.